Buonasera e benvenuti amici di Fanner qui a Il 23, dove questa sera va in scena l'8ª giornata della Serie A della Lega Calcio a 8. Da una parte il Gem Fitness Calcio a 8 e dall'altra il Football 8 Roma Nord. Dare il via al match sarà la squadra di casa, il Gem. Tutto pronto. Controllano i portieri e danno il via al match. Subito Restivo, che però sbaglia il passaggio, che è recuperato da Tortosa, e poi già su Eusebio, ancora Tortosa all'indietro a cercare il numero 6 Brunetti. Brunetti va in avanti, dove però non c'è nessuno se non il portiere Moser, che può appoggiare sulla destra su Santopede, che va sulla sinistra verso Tonetto. Ora Tonetto alza la testa, lancia lunghissimo, troppo lungo, dove però non c'è nessuno. Palla che sfila in rimessa dal fondo. Ortame va a giocare su Trevisani, ancora Eusebi, indietro su Trevisani, è pressato ma riesce a lanciare lungo, dove c'è Moretti, fa buona guardia il numero 5 Torroni e può far ripartire i suoi giocando sulla sinistra su Tonetto, che torna sul Restivo, ancora Tonetto, il pressing di Moretti, non riesce però a recuperare la sfera, e palla che torna su Moser, va a giocare sulla destra, ancora Restivo, palla al piede su Cassetti, che riesce a servire il suo compagno, il numero 9 Gigliucci, che torna indietro, Gigliucci ancora su Cassetti, che prova a distendersi lungo l'out di destra, va al tentativo in porta, la palla è stata deviata in calcio d'angolo, anzi no, in Giulitti. Che hanno messo Gigliucci, grazie. Grazie. Se invece rimessa dal fondo, battuta da Ortame su Pompei, ancora Eusebi, spazio Eusebi, va a cercare lungo Moretti, c'è Santopede che appoggia di testa su Cassetti e poi ritorna indietro sul numero 5 Torroni, ancora in avanti Tonetto sulla sinistra verso Restivo, prova a saltare Tortosa, è chiuso però da Eusebi, ancora Eusebi, prova a partire Tonetto, la devia in rimessa laterale di cui si incaricherà la battuta. Numero 5 va in avanti a cercare Moretti, non riesce a girarsi per l'ottima pressione da parte del numero 5 Torroni, che rischia sul pressing di Tortosa, ma poi riesce a servire il suo compagno, che può far ripartire il Gem. Va in avanti il passaggio a cercare il numero 9 Giulitti, che gioca su Cassetti lungo la destra. Restivo, Santoprete, ancora Restivo, alza la testa, va in avanti, passaggio, palla che è stata recuperata da Moretti solo per un momento, e poi il Gem che riesce a rifare suo il possesso del pallone e andare in avanti con Santopede, recuperato da Eusebi, che va a giocare su Tortosa lungo la destra. Ancora Tortosa non si capisce con Moretti, la fa sua a Moser e fa ripartire subito sulla destra Cassetti, va in avanti, caricata la palla indietro, la palla in avanti a cercare ancora il numero 9 Giulitti, poi l'errore difensivo, la palla che arriva a Moretti, che va alla conclusione, ci mette i guantoni Moser a metterla in rimessa in calcio d'angolo.
Sarà quindi angolo per il Football 8. Sul punto di battuta il numero 11 Tortosa va raso terra in area di rigore, la sfera che rimane lì, prova a girarsi Moretti, che occasione, e ancora calcio d'angolo, grande occasione per il Football 8. Sarà ancora calcio d'angolo e sarà ancora Tortosa a metterla al centro, questa volta va alto sul secondo palo in direzione di Moretti, ci ha messo la testa Torroni e concede il terzo calcio d'angolo della partita. Dall'altro lato questa volta non cambia il battitore, sarà ancora una volta il numero 11 Tortosa. Andrà a cercare probabilmente la palla al centro, si muovono in area di rigore i giocatori del Football 8, la palla va fuori su Eusebio completamente solo, che va con il destro, palla che termina fuori da Moser. Tonetto prova a partire, Tonetto va a giocare lungo la destra su Santopede, che appoggia a Cassetti lasciando lì la sfera. Ora Restivo prova a caricare il destro, Restivo, palla che termina fuori. Buona anche questa come occasione per il Gem, un'occasione per parte. Eusebi indietro su Ortame, Pompei, il passaggio di ritorno che non riesce, è rimessa laterale per il Gem, di cui si incaricherà la battuta Tonetto, andando a giocare sul numero 10 Restivo, ancora Tonetto sulla sinistra, il cross di Tonetto sbagliato, palla che termina fuori. Ortame indietro su Brunetti, spazio per giocare su Trevisani, ancora Trevisani, il pressing di Cassetti, riesce comunque a servire un suo compagno, tornare indietro andando su Eusebi che lancia a lungo verso Moretti, che va a saltare però commette fallo, punizione per il Gem. Torroni su Santopede e su Cassetti, fa movimento Restivo, prova a partire anche Tonetto lungo l'altra fascia, Cassetti preferisce tornare indietro su Torroni che sbaglia il controllo, la recupera Tortosa, poi Tonetto chiude ottimamente la diagonale, va a servire indietro il suo portiere che va a giocare subito su Santopede, ora Restivo, Torroni, ora Tonetto, cerca spazio Tonetto, lo trova su Cassetti, serve il suo compagno in sovrapposizione che gli dà la sfera, il cross di Cassetti, la palla che è messa fuori dalla difesa del Football 8 nei piedi di Eusebi, che può andare a giocare sulla sinistra verso Albanesi. Albanesi, lancio lungo, recuperato da Restivo, può partire il Gem, non riesce bene nel controllo Restivo, la recupera Pompei, che va a giocare su Eusebi, lancio lungo verso Moretti, che non riesce a girarsi comunque e a servire addirittura anche Tortosa, che ha spazio ancora su Eusebi. Eusebi si gira il capitano e va a giocare su Moretti, Moretti contro Tonetto, Moretti se la porta fuori. Nel tempo che Moretti è rimasto a terra, adesso si sta rialzando. Gianlu, se lui si abbassa là, vieni là. Ho capito? Se lui si abbassa là, tu vieni là. Giocare Moser su Restivo che appoggia a Santopede. Buona Gianlu, buona. Ora Restivo prova a salire palla al piede, gioca su Cassetti sulla stessa sua fascia, va a giocare su Giulitti, chiuso da Albanesi, poi di testa Santopede su Cassetti, prova a saltare un uomo, non ci riesce, però recupera comunque la sfera il Gem e può giocare indietro su Torroni. Tonetto
La pressione del Footballate, palla in avanti a cercare il numero 9 Giulitti, palla che sfila fuori. Ora il numero 6 Brunetti che gioca su Pompei. Eusepi dietro su Ortame, sbaglia il rinvio, che poi Cassetti non riesce a concludere in porta. È recuperata la sfera dal Footballate, fortunata in questo frangente la squadra ospite, che ha rischiato sull'errore di trovarsi sotto di una rete. Ora Torroni che è chiuso con un fallo, gioco pericoloso di Moretti. Qui sarà punizione per Torroni che gioca subito su Tonetto, ha spazio per salire Tonetto, trova Cassetti che carica il destro, palla che è stata deviata, poi Tortosa la recupera e va a giocare su Eusepi. Prova a partire il Footballate, non ha spazio per servire nessun compagno in avanti Eusepi e va a giocare indietro su Pompei, ancora Eusepi, ancora Pompei, in avanti su Moretti, prova a girarsi, viene messo giù, punizione per il Footballate, fallo su Moretti. Sarà quindi calcio di punizione. Sono 3 gli uomini sul punto di battuta, come sono 3 gli uomini che sta mettendo Moser in barriera. Si allontana nel frattempo Trevisani, sul pallone ci sono Moretti ed Eusepi. Sarà probabilmente Moretti ad andare con il destro. Parte Moretti con il destro, Moretti, palla che termina fuori. Moser, Santoprete, ora Restivo, in avanti, trova Tonetto lungo la sinistra, ancora Tonetto, in avanti, c'è la chiusura di Pompei, palla recuperata, poi Brunetti che va indietro su Ortame, che lancia lungo verso Moretti e prova a metterci il fisico, non riesce però a controllare destra perché Torroni le riesce a soffiarla e va a giocare su Santoprete. Cassetti, ora Giulitti, Santoprete, il lancio lungo a cambiare gioco su Tonetto che riesce a metterla giù, a appoggiare sul Restivo. Restivo ha spazio per salire, ancora Restivo, cerca il fondo, trova Tonetto che va a appoggiare di tacco indietro ancora sul numero 10 Restivo, che prova ad accentrarsi a cercare lo spazio per calciare. Una palla bassa al centro, ribattuta da Pompei. Ora Moretti parte lungo la destra, Moretti è solo, invece serve il suo compagno Eusepi. C'è il rientro di Cassetti a soffiargli il pallone da dietro e a servire il portiere Moser. Ora Caruso, Cassetti, Giulitti indietro su Santoprete, Torroni, ancora Torroni in avanti a cercare Restivo, 2 uomini intorno, Eusepi che va a metterci il fisico, ma comunque Restivo riesce a servire Cassetti lungo la destra, prova a partire Cassetti, l'ultimo tocco è il suo, rimessa dal fondo per gli ospiti. Passaggio rischioso, ma Albanesi riesce comunque a controllarla e a giocare su Pompei. Albanesi in avanti su Trevisani, Eusepi indietro, ora Tortosa su Albanesi che va in avanti a cercare Moretti, prova a girarsi, serve il suo compagno Pompei, ancora Albanesi, ora il numero 4 che va su Eusepi, potrebbe avere spazio per cercare il destro, non lo cerca e non riesce comunque a mantenere il possesso del pallone. Eusepi che va a cercare il taglio di Tortosa, l'ha capito Santoprete e recupera il pallone giocando poi su Cassetti, sbagliando però la misura del passaggio. Alla prossima per noi, grazie.
albanesi. Prova a partire, serve Eusebi. Pompei, ancora Eusebi. Tortosa, pressing di Tonetto, non c'è fallo, prova ad andarci Caruso. Comunque Tortosa è più veloce, riesce a servire Eusebi. In avanti la sfera di Tortosa verso Moretti, ci mette il corpo Torroni, ora Mosere, ancora Torroni. Tonetto, Restivo, va a giocare su Cassetti. Cassetti palla al piede, va in avanti su Caruso, la ritorna indietro su Restivo, taglia a cercare Giulitti, non ci arriva, palla che sfila fuori. Lo lasciamo solo Torroni, lo lasciamo solo Gabriele là. Trevisani su Eusebi, lungo a cercare Moretti, ci mette i piedi Torroni e la rispedisce la difesa del Footballate. Ancora Eusebi, Tortosa, Moretti prova a girarsi, riesce a saltare Torroni che commette fallo e anche ammonito, punizione, seconda punizione per il Footballate. Sul punto di battuta il numero 11 Tortosa, 3 uomini in barriera per Moser. Nel frattempo sta sistemando i suoi compagni. Va a Tortosa con il mancino a giro, palla che però termina alta. Time out per il Gem. Si riprenderà con Moser. Intanto Cassetti ha cambiato fascia mettendosi sulla sinistra. Moser verso Tonetto, in avanti su Santoprete. Cassetti a cercare il neo entrato numero 11 Moreschini che si gira e palla che termina fuori di pochissimo. Clamorosa occasione per il Gem. Si è salvato Ortame, appena entrato, un'occasione subito tra i piedi del numero 11 Moreschini. Ora Eusebi sta la testa, va in avanti a cercare il numero 9 Moretti che fa sfilare il pallone, la mette al centro a cercare Trevisani. Ancora Trevisani non riesce però a controllare il pallone. Ottima la copertura di Petracca. Ora Moser sul Restivo che lancia millimetrico su Cassetti che la mette giù. Ancora Cassetti non riesce però a saltare Eusebi. Ora in avanti, palla troppo lunga che termina tra i piedi del portiere del Gem che prova subito a far ripartire Torroni, Tonetto, Santoprete, Cassetti, Tonetto. Ora Restivo, ancora Restivo, prova ad accelerare, il numero 10 va a servire Cassetti sulla sinistra, alza la testa, cross al centro dove però non c'è nessuno, palla che arriva alla fine tra i piedi di Petracca, prova un controcross. Torroni, il recupero della sfera, va a giocare ancora su Moreschini. Ancora Moreschini prova a girarsi a 4 uomini davanti, va a servire indietro Petracca. Restivo con il tiro raso terra, la sfera che rimane lì, controllo non perfetto di Brunetti. Poi Santoprete non riesce comunque a metterla al centro, è stata una ribattuta in rimessa laterale per il Gem. Batterla sarà lo stesso il numero 7 Petracca. Ancora Petracca prova il cross, ribattuta Trevisani, la sfera che si alza, Moreschini non ci arriva. Poi Eusebi a spazzare, a liberare l'area di rigore. Torroni di testa su Tonetto che va lungo in avanti, il colpo d'essere di Santoprete, palla che termina fuori. Trevi, alto qua, vieni qua, vieni qua. Eusebi indietro ancora su Pompei, va a giocare su Ortame, prova il pressing Santoprete, anche Moreschini, pressing molto alto del Gem alla ricerca del gol del vantaggio.
Ora il Footballate a partire in avanti. Sbagliato la misura del passaggio e Tonetto può servire senza alcuna difficoltà al Restivo. Va su Cassetti, ora Cassetti sulla sinistra, il cross al centro, ci ha messo i piedi il difensore, che è stato comunque anche chiuso con un fallo, quindi punizione per il Footballate dentro l'area di rigore. Così incaricherà l'estremo difensore Ortame, che va a giocare su Tortosa. In avanti la sfera è recuperata da Restivo sulla tre quarti offensiva, va a giocare su Santoprede, non riesce nel controllo, Moretti gliela soffia e poi la palla che torna su Santoprede, che va a giocare su Cassetti, ha spazio per il destro, conclusione sbagliata di Marco Cassetti e palla che termina fuori di molto. Occhio Max, sono due qua. Marco, occhio. Ortame su Tortosa, Pompei in avanti a cercare Moretti, ancora Torroni, Santoprede di testa, non riesce nel controllo Cassetti, che poi commette fallo da dietro su Albanesi, punizione per il Footballate. Brunetti in avanti su Trevisani che torna su Brunetti, ora Tortosa a chiamare il pallone, Tortosa ha spazio per salire, va a servire Eusebi che ha spazio per cercare Moretti, non si capisce con Trevisani, occasione sprecata per il Footballate e ora Cassetti prova a far ripartire i padroni di casa giocando sul Restivo. Tiene a chiamare la palla Tonetto, viene servito da Restivo, prova subito il cross di prima intenzione Tonetto, non riesce per l'ottima chiusura difensiva da parte di Brunetti, poi ha recuperato ancora una volta la sfera da Cassetti, lancio lungo a cercare Santoprede che non riesce a beffare Ortame, molto bravo nella sua uscita, un'ottima posizione a salvare il risultato. Ancora Ortame, Brunetti, Tortosa ancora su Brunetti, Eusebi, Moretti indietro su Eusebi, lancio lungo di Eusebi a servire il numero 3 Pompei, che la riesce a mettere giù e a servire ancora all'indietro i suoi compagni albanesi verso Brunetti, spazio per salire il numero 6, può servire Tortosa libero sulla sinistra, il cross al centro, Moser ci mette il pugno, poi Cassetti la allontana, recuperata la sfera da Santoprede che subisce anche fallo, quindi recupera la palla da calcio di punizione. Torroni battuta velocemente sul Restivo che va a giocare su Tonetto, Restivo ancora, pressing solitario di Moretti che infatti desiste, ora Torroni che prova a partire, libera il destro Torroni, palla che termina alta, prova anche lui a rendersi pericoloso per il Gem. Brunetti su Eusebi, Eusebi cerca il lancio lungo verso Moretti, non riesce, poi Moser va a giocare subito su Tortosa, su Torroni, lancio lungo di Restivo verso Cassetti, non poteva arrivarci, rimessa a laterale per il Footballate, sale tutto il Gem a pressare, palla su Eusebi, Torroni su Santoprede, in avanti Tonetto non riesce nel controllo, è recuperata dal Footballate che ora può ripartire, è stata una deviazione e rimessa laterale che sarà ancora una volta per il Footballate. Un minuto di recupero, comanda il direttore di gara, battere in avanti, Tonetto ci mette la testa, Eusebi ancora, Tonetto, palla all'indietro su Torroni, Torroni, Restivo, prova a partire ora Restivo, giocando su Tonetto,
Ancora Tonetto, il cross al centro, a cercare Moreschini, ci mette la testa Tortosa e la mette in calcio d'angolo. Si incaricherà la battuta il numero 10 Restivo. Movimento in area di rigore. Palla al centro di Restivo verso Cassetti, ci mette la mano Tortosa a salvare l'incrocio dei pali. Poi il tentativo di Moreschini che termina alto e termina qui anche il primo tempo. Pronto a riprendere il match con il punteggio fermo ancora sul risultato di 0-0 dopo i primi 25 minuti. Ora il Football 8 con Brunetti che va in avanti a cercare Moretti, ci mette la testa, poi c'è la chiusura difensiva. Ora Tonetto, palla sulla destra per Petracca che va in avanti, Eusepi ci mette i piedi, poi Restivo riesce a recuperare il pallone e a servire Cassetti sulla sinistra, prova a partire Cassetti in velocità, si accentra Cassetti, il tiro di Cassetti smorzato, l'ha colpita bene, palla ora lunga di Ortambe verso Moretti, troppo lunga. Sto dolorante Cassetti, di poter continuare a giocare. Petracca prova a partire, giocare sulla destra, ancora indietro la sfera, un po' a recuperarla il numero 6 Santoprete. Era il Footballetti in avanti con Moretti, ci mette il piede su Cassetti e riesce a mantenere il pallone. Ancora in avanti su Moretti, c'è la chiusura difensiva e palla spazzata poi in rimessa laterale. Rimessa laterale di cui si incaricherà la battuta Pompei. Giocare su Eusepi che va in avanti, cercare Moretti, c'è Torroni che riesce a controllarla senza alcuna difficoltà, a servire Tonetto, che poi la dà indietro su Moser che lancia a lungo di testa a Santoprete. Parte Cassetti in velocità, la sfera rimane lì, Cassetti, Ortame ci mette la mano e la mette in calcio d'angolo. Bellissima parata quella di Ortame a salvare la porta. Calcio d'angolo, si incarica la battuta il numero 10 Restivo, la sfera al centro, colpo di testa di Santoprete. Non incoccia alla perfezione, palla che termina in rimessa laterale per il Football 8. Sarà ancora Pompei con le mani ad andare in avanti a cercare Moretti che va di testa per cercare Albanesi. C'è la chiusura difensiva. Ora Moreschini che va all'indietro su Petracca che lancia a lungo, cercare Santoprete, la mette giù di petto, storia che rimane lì, ancora Santoprete mette a terra un uomo, poi c'è la chiusura ancora da terra, il salvataggio difensivo e può ripartire il Football 8 in avanti su Moretti che va di tacco a cercare Eusepi, non può arrivarci, ci arriva prima Torroni che va a giocare indietro su Moser. Ancora Torroni su Petracca, lungo la destra, lancio lungo di petto Santoprete, poi riesce a servire con la testa Restivo che cade a terra, non c'è fallo. È recuperata la sfera dal Football 8 solo per un momento, gli è stata soffiata da Cassetti a Moretti senza alcuna difficoltà. E ora Trevisani sulla sinistra per il recupero della sfera del Football 8. Il lancio lunghissimo, facile per Moser farla sua e servire Tonetto che va sul Restivo. In avanti verso Santoprete che prova a girarsi, cade a terra, non c'è il fallo di Brunetti che va a giocare su Moretti, palla recuperata comunque da Albanesi che cerca un cross verso Ricci, è più veloce di Tonetto però non può tenerla in campo. È rimessa dal fondo, battuta velocemente su Petracca, poi Cassetti, ancora dolorante. Riesce a servire Restivo che però non riesce a controllare, complice anche il passaggio non proprio preciso di Cassetti, è recuperata da Ricci, ancora Ricci con il destro, palla che si spinge alta. Petracca indietro su Torroni,
in avanti verso Cassetti che gioca di prima verso Santoprete, ha alzato il piede Albanesi, chiedeva il fallo Santoprete, ma riesce comunque a recuperarla il numero 6, la sfera non è uscita e è recuperata da Petracca che va con il destro, palla che termina alta, anche questa conclusione si è spenta sul fondo. Trevisani, Albanesi ancora dietro su Trevisani, il pressing, poi ancora Ortame in avanti verso Pompei, non ci può arrivare e palla che termina in rimessa laterale. Ora Torroni riesce a saltare con un dribbling Moretti e a ripartire, poi subisce anche fallo, punizione per il Gem. Su Petracca, Restivo, sta la testa Restivo, la palla lunga verso Santoprete che la mette giù per Moreschini che prova a calciare, ci ha messo il corpo la difesa il difensore Footballate che può far ripartire i suoi, ancora Brunetti in avanti su Ricci, poi il rimpallo, Petracca rischia nel controllo, c'è il pressing da Albanesi ma spazio comunque Petracca per poterla calciare in avanti dove però non ci sono maglie nere e Ortame la può far sua. Palla al piede, Ortame lancia lunghissimo dove però non c'è nessuno, restituisce quindi il pallone a Moser e al Gem che può ricominciare a cercare di rendersi pericolosa con Tonetto su Restivo. Restivo va con il destro, Ortame, la sfera rimane lì, Santoprete e arriva il gol dell'1-0 per il Gem con il tap-in vincente di Santoprete. Quindi 1-0, si sblocca il match con il gol di Santoprete. Cassetti ora, il Gem, comunque il gol era nell'aria. Ora recupera la sfera Ricci, ci mette il corpo Restivo, commette fallo, punizione per il Footballate. Sono passati 7 minuti circa dall'inizio di questo secondo tempo. Conta i passi il direttore di gara per poter permettere a Moser di sistemare la barriera a distanza regolamentare. Sulla sfera è Eusebi, solo Santoprete davanti alla porta. Parte Eusebi con il destro, palla che rimane lì ed entra in rete sul tiro di Eusebi, ribattuto da Moretti, toccato in rete, 1-1. Subito arriva quindi il pareggio del Footballate con Moretti, Rapace. Ora battono velocemente quelli del Gem, vanno in avanti con Restivo, Cassetti in mezzo verso Santoprete, hanno provato a sorprendere la difesa del Footballate, gli uomini. Ora in avanti Ricci, dopo aver trovato subito il pareggio. Moretti sulla destra, il cross al centro a cercare Albanesi, ribattuto dalla difesa, ancora Eusebi, il tiro di Eusebi, palla che termina alta, ma il Footballate ora dopo aver trovato il pareggio dopo neanche un minuto ci sta credendo. In avanti, la recupera ancora una volta Eusebi. Momento di blackout, il tiro, la conclusione, Moser in due tempi la fa sua, diciamo un momento di blackout per il Gem che non riesce più a uscire, palla al piede. E ora prova a mettere calma Restivo andando in avanti, ci mette i piedi Tortosa, ancora in avanti su Moretti, salta come un birillo il numero 5 Torroni, sarà calcio d'angolo per il Footballate. Calcio d'angolo, si incaricherà la battuta Ricci,
giocare su Eusepi, palla non semplicissima, riesce comunque a servire Albanesi che torna indietro su Ortame che lancia lunghissimo dove ci arriva di testa Pompei, poi Moser la fa sua, serve Tonetto che ha spazio sulla sinistra per salire, prova a partire Tonetto, va a giocare su Cassetti, il cross di Cassetti fuori misura e palla che termina in rimessa laterale. Rimessa laterale di cui si incarica la battuta del numero 11 Tortosa. Passaggio rischioso di Eusepi all'indietro su Brunetti. Eusepi in avanti a cercare Moretti, è completamente solo ma può servire Ricci che parte sulla destra, il cross al centro di Ricci, c'era Tonetto che faceva buona guardia e prova a servire Cassetti che viene messo giù con un fallo, punizione per il Gem. Tutto velocemente su Cassetti, va su Tonetto, il cross di Tonetto fuori in misura, caduto a terra anche Giulitti ma la recupera Petracca che va con il destro, tiro che termina sul fondo, invece se un arbitro indica la rimessa al fondo l'altro il calcio d'angolo, momento di confusione, chiedo naturalmente angolo, è stato deciso l'ha toccata a Ortame quindi sarà calcio d'angolo. Momento di confusione si è risolto con l'intervento del direttore di gara, il cross al basso e palla che termina fuori in rimessa laterale ancora per il Gem nelle mani di Restivo, prova il cross, non gli riesce, ancora angolo, tutto velocemente, ancora Restivo, prova a partire, l'ottima chiusura in scivolata da parte della difesa del Football 8. Mette ancora una volta in calcio d'angolo, battuto basso, il colpo di Moreschina, sfera che rimane lì su Giulitti, il tiro di Giulitti la fa sua facilmente Ortame, poi pensava di ripartire velocemente, invece non lo fa, Albanesi fa un velo per Tortosa che va a servire nuovamente il numero 4 che prova a cercare Moretti, è rientrato meravigliosamente Tonetto, poi Eusepi la recupera e va a servire ancora una volta il numero 4 Albanesi su Ricci che va via di tacco ma commette fallo spingendo Petracca, battuto velocemente ma è rimasto a terra Petracca, poi si rialza, è stata battuta velocemente, poi giustamente ha fermato il gioco. Battuto da Torroni su Tonetto, Cassetti sulla sinistra, va in avanti a cercare Giulitti che prova a girarsi, a entrare in area di rigore. C'è la chiusura difensiva ancora una volta da parte di Brunetti. Sì, no, era Pompei. Può servire Tortosa che va in avanti a cercare Moretti. Ci mette la testa, non può servire nessuno se non Restivo, quindi può ripartire Cassetti sulla sinistra. La scivolata provvidenziale da parte di Pompei a recuperare il pallone. Ancora Pompei. Sbaglia però la misura del passaggio, è recuperata da Cassetti. Arbitro, per noi time out alla prossima, grazie. Restivo. Gli soffia il pallone Moretti che prova a ripartire sulla destra. Cioè per la via centrale, portandosi il pallone verso la destra, Ricci indietro su Eusepi, indietro su Pompei che prova a partire lungo la fascia, può cercare il cross, guadagna una rimessa con le mani. Si è fatto un... Eccolo. Deve essere caldo. Non può rimanere in campo Pompei, si è fatto male. Tra il suo posto il numero 5 Borrelli. All'incirca -1 però.
partita fino a lungo, un'altra volta mi dà fastidio. Con una volta rimessa laterale, stavolta la batte Borrelli, va a cercare Moretti, ci mette la testa Torroni e va a servire il numero 11 Moreschini, che non ha spazio ma riesce comunque ad andare in avanti e servire poi all'indietro Restivo. La recupera Albanesi, commette fallo Restivo, si prende anche il cartellino giallo per il fallo tattico. Calma! Calma! Quindi è punizione per il Footballate, per Eusebi, che va su Tortosa, su Ricci. Ricci non riesce a liberarsi, poi l'ultimo tocco è quello di Moreschini. Tortosa su Ricci, la soffia Moreschini, prova a partire sulla destra in velocità su Tortosa, riesce a superarlo, poi si porta fuori il pallone. Finito Tortosa per proteste. Magari gliela mette vicino quello la rinvia. Santo, palla tua, Santo. Ricci in avanti, la recupera Restivo, va a calciare e Eusebi ci ha messo il piede e prova a far ripartire il Footballate con Moretti, chiuso da Tonetto, palla su Cassetti che va a giocare verso Restivo che non ha spazio per poter crossare. Ha peccato di altruismo questo frangente Cassetti, cosendo il pallone al Footballate con Tortosa. Ricci, ancora Ricci, il rientro di Giulitti, falloso, punizione per la squadra ospite. Battuto da Tortosa, sbagliato, la recupera Torroni che va a giocare su Cassetti, ora su Torroni, sfera verso Restivo, in avanti, cercare Moreschini che è chiuso con un fallo, punizione. Marco, Cassetti! Cassetti! Punizione da posizione molto interessante per il Gem, che dei 4 uomini Ortame, conscio dei rischi che possono arrivare da calcio di punizione sia dal piede di Tonetto sia dal piede di Cassetti. Sarà probabilmente proprio uno dei due ad andare. 4 gli uomini per Ortame, non è rimasto nessuno dietro per il Gem. Va Cassetti con il destro, ribattuto dalla barriera, ma sfera che rimane sul Restivo, poi calcia male Di Mancino. Tieni posizione, Luca! Quindi Ortame a rimettere in gioco quando mancano poco più meno di 10 minuti. Fallo di Moretti. Vabbè, ma come fai a dire che è fallo? Mica che stamattina l'ha fatta apposta. Però no, mica lo sto dicendo. No, vabbè, cioè, è per mettere... Ok. Così ha battuto. Santo Prete su Torroni verso Tonetto, che cross di Tonetto a cercare Moreschini, ci mette la testa Tortosa e palla verso Ricci, che ora va in avanti a cercare Moretti, che riesce a metterla giù ma non a controllarla, poi va in pressione su Moreschini che tira e si distende Ortame a salvare il risultato. Ancora Eusebi, dopo la palla recuperata dal Footballate, Tortosa, ancora Capitan Eusebi che riesce a guadagnare una rimessa laterale. Ricci,
riesce a saltare Santopreda, ancora Ricci che prova a distendersi, l'ottima chiusura in scivolata di Torroni, ma c'era stato già fallo precedentemente, quindi vana questa chiusura. Troppi sotto palla. Mettiamo sta palla dentro. Siamo stretti là, occhio Marco. Ma quando l'abbiamo? Marco qua, Marco, non andiamo indietro. Battere la punizione sarà il numero 8 Eusepi con il destro, mettente in area di rigore, messa fuori, recuperata comunque da Borrelli che può tornare indietro su Ortame, che va a lungo, Albanesi. Ancora Eusepi in avanti verso Tortosa che ha spazio, va in chiusura Torroni, la palla che rimane lì, il passaggio di Moretti sbagliato che scopre il football 8 al contropiede del Gem che prova a ripartire con Restivo. Restivo viene messo giù in area di rigore, non c'è fallo per il direttore di gara, sarà rimessa dal fondo. Si prende quindi con la rimessa dal fondo per Ortame, va a giocare su Eusepi, che rischio però comunque per il football 8. Tortosa su Moretti, prova a girarsi su Tonetto, commette fallo, quindi punizione, time out. Ultimi 4 minuti di questa partita con il punteggio sul risultato di 1 pari, che si riprenderà con la punizione dopo il fallo di Moretti su Torroni. Va a giocare sul Restivo. Petracca in avanti, sfera ribattuta. Petracca in avanti. Ancora Ricci su Petracca, va in avanti, ci mette la testa a Eusepi a servire Moretti, lascia la sfera lì a Eusepi che va con il mancino, si distende senza problemi Moser e la fa sua e prova a far ripartire velocemente Tonetto che gioca su Cassetti. Torroni in avanti, Restivo, ancora Cassetti e recupera 2 minuti di recupero. Palla lunga, il fallo di Moretti, sarà quindi punizione battuta su Cassetti che va in avanti a cercare Tonetto che non riesce a girarsi e prova a far ripartire ora il football 8. Continuiamo! Palla che rimane lì, ora il lancio lungo a cercare Santopreda che ci mette la testa ma non riesce a controllarla. Ortame a giocare su Trevisani, su Tortosa, verso Eusepi, va in avanti a cercare Moretti, cade a terra, commette anche fallo e quindi è punizione per il Gem. Battuto da Torroni sul Restivo che va lunghissimo su Santopreda, ci mette la testa a cercare il numero 9 Giulitti, non riesce nel controllo, Tortosa la manda in avanti su Ricci, ancora Moretti di testa, ci mette il petto Torroni, poi scivola, le proteste, Ricci, il tiro, il palo di Ricci dopo le proteste per un fallo di mano. Ma sta sdraiato, cazzo! C'è sta la telecamera qua! Porca troia, porca! Oh. Fermi là, fermi! Grazie! Adesso ti sei svegliato! Le proteste
Così rimane il fatto che anche se non è stato concesso il rigore, Ricci ha avuto una clamorosa occasione che si è spenta sul palo in maniera clamorosa, un'occasione che avrebbe potuto permettere al Football 8 di portare a casa il quinto risultato utile in 6 partite. Ora in avanti Torroni su Tonetto, ancora Torroni che va in avanti, Cassetti su Restivo, non riesce nel controllo, va a giocare Santoprete, Petracca ha spazio per cercare il destro, per crossare verso Cassetti, palla che è stata messa fuori da Tortosa che rimane lì con Giulitti, però davanti Ricci, il cross di Giulitti dove però non c'è nessuno, prova ad arrivarci di corsa Tonetto quando arriva il triplice fischio dell'arbitro che manda tutti sotto la doccia sul risultato di 1-1.